Allora, Unexpected Italy parte proprio da un concetto di comunità, perché siamo fortemente convinti che solo partendo dalle comunità e da una conoscenza approfondita dei nostri territori, che non è una conoscenza solo del patrimonio storico e culturale, su cui il turismo si è molto focalizzato, ma è una conoscenza principalmente del patrimonio umano che l'Italia ha da offrire. Un patrimonio umano che poi veicola tutto quello che rende l'Italia unica nel mondo, dal cibo allo sport, alla cultura, alla storia, tutto quello che vediamo è fatto dall'uomo. Quindi quello che facciamo con Unexpected Italy è proprio andare a scovare tutti quei luoghi, quelle persone che rappresentano l'Italia più vera e autentica, per poi valorizzarle verso un viaggiatore che vuole di più dei classici percorsi turistici, che vuole provare delle vere emozioni quando viaggia, e siamo convinti che solo attraverso la relazione umana si possono provare delle vere emozioni. Quindi nell'app il viaggiatore può scoprire i territori nella loro profondità e tutti i posti che sono consigliati dalla gente del luogo, quindi enologi, gastronomi, sommelier e appassionati conoscitori, dagli artigiani, produttori locali, settore ricettivo, a tutta la parte di ristorazione dove si può andare a mangiare. E quindi una ricerca molto oculata per valorizzare chi lavora secondo una certa etica e con un certo valore. Quindi questo per noi è il modo di valorizzare, di disperdere il turismo, perché poi il viaggiatore inizia a viaggiare non in base a dei cliché, ma in base alle proprie passioni, interessi, personalità, e scopre destinazioni nuove e all'interno di queste posti davvero di valore che gli permettono di evitare le famigerate trappole turistiche e di arrivare al cuore dell'Italia.